scoprire gli ambiti in cui hanno vissuto e operato i principali autori e scrittori del Friuli occidentale attraverso un percorso che abbini cultura e promozione dell'area provinciale. E questo è l'obiettivo dell'iniziativa Pordenone Legge il Territorio, 4 viaggi in altrettante zone della destra a Tagliamento, che ha preso il via da Casarsa e che ha visto come protagonista Pierpaolo Pasolini. Il progetto, messo a punto dalla fondazione PordenoneLegge.it, consente ai partecipanti di vivere un'esperienza davvero speciale, visitando luoghi già noti eppure mai vissuti con gli occhi e la voce di autori, poeti e giornalisti che fanno dello scrivere il loro mestiere. E questa è una nuova iniziativa della Fondazione Pordenone Legge che ha voluto coniugare cultura e turismo. Nasce infatti questa iniziativa che si chiama Pordenone Legge il Territorio, sono 4 appuntamenti. Oggi abbiamo fatto il primo, Pasolini, le terre friulane, e l'obiettivo è quello di far conoscere attraverso gli occhi dei nostri autori, dei nostri scrittori, dei nostri poeti, come in questo caso appunto con Pasolini, le nostre terre, che sono delle terre eccezionali, che offrono paesaggi che meritano di essere visitati, e quindi facciamo raccontare attraverso le parole degli autori, degli scrittori, la loro terra, la terra che hanno vissuto, e quindi è un modo nuovo per avvicinare un turismo culturale alle nostre zone. Tappa quindi a Casarsa, accompagnati da Marco Salvadori, responsabile della Biblioteca Civica Comunale, il quale ha accompagnato il gruppo nella visita ai luoghi che hanno caratterizzato la presenza di Pasolini nella sua città adottiva. Versuto è un luogo intimamente legato alla memoria di Pierpaolo Pasolini. Non a caso, in effetti, attorno a questa splendida cornice offerta dalla chiesa di Sant'Antonio Abate, sono state collocate piccoli ma preziosi segnali che ci riportano alla memoria di Pierpaolo. Le panche, le sedute di marmo con il simbolo dell'Accademiuta e soprattutto la fontana di Aga dal Me País, che costituisce l'incipit di Poesia a Casarsa, all'interno delle quali, come dire, possiamo anche fare una rievocazione poetica alla sua opera La meglio gioventù. A Casarsa è ancora visitabile la casa della mamma di Pasolini, dove Pierpaolo visse parte della sua giovinezza e accanto alla quale è stato ora realizzato il centro studi dedicato al grande artista dei nostri tempi. Casa Colussi, sede attualmente del centro studi Pierpaolo Pasolini, è stata nella realtà degli anni di vita personale dell'artista la casa della mamma, la casa di Susanna, e quindi lo ha visto qui nelle estati della sua infanzia, anche per un certo periodo, quando trasferitisi da Bologna la famiglia di Pierpaolo Pasolini scelse Casarsa come luogo per sottrarsi ai pericoli di bombardamento durante la seconda guerra mondiale. Qui ci sono alcune raccolte, quindi alcune testimonianze di un periodo felice della vita di Pierpaolo Pasolini, anche se non si tratta di una casa museo, perché l'edificio ha subito molti rimaneggiamenti e quindi di originale non restano molte tracce. Ma
Ma a Casarsa sono moltissimi i luoghi intimamente legati con Pasolini e che hanno caratterizzato la sua produzione poetica e letteraria, ma anche contrassegnato i giorni più tristi della sua breve vita. La chiesa di Santa Croce è la vecchia chiesa parrocchiale di Casarsa e anche questa è una chiesa intimamente legata alla memoria di Pierpaolo Pasolini. Il legame più importante è dato dalla presenza su questa chiesa della lapide che ricorda l'erezione di un'altra chiesa, quella della Beata Vergine delle Grazie, dopo l'ultima grande incursione dei turchi nel 1499. Questa chiesa però è anche importante perché da qui partì proprio il funerale anche di Pierpaolo Pasolini. Il 6 novembre del 1975 una folla numerosa, i giornali dell'epoca parlano di circa 10.000 persone, si radunarono attorno al cuore di questa comunità per accompagnare nell'ultimo viaggio, nell'ultimo tragitto fino al cimitero di Casarsa, l'amato figlio Pierpaolo Pasolini. Oltre all'aspetto prettamente culturale, Pordenone Legge il Territorio vuole anche essere un momento dedicato alla riscoperta della ricchezza in campo enogastronomico presente nel territorio provinciale. Per questo l'organizzazione ha pensato di abbinare alla parte più strettamente letteraria quella dedicata alla cucina del Friuli occidentale, con la degustazione di cibi e vini della tradizione locale. Il progetto vuole anche mettere in risalto le eccellenze che caratterizzano la provincia di Pordenone. In questo primo appuntamento l'obiettivo è stato puntato sulla produzione di barbatelle, per le quali la regione vanta un primato a livello mondiale. Il gruppo ha fatto quindi tappa a Casa 40, il centro presente a Rauscedo, dove vengono effettuate le selezioni clonali delle piante della vite, le microvinificazioni e i controlli enologici con le uve prodotte dagli innesti. La visita è poi proseguita alla cantina di Rauscedo, una realtà con alle spalle 60 anni di storia e che oggi è uno dei punti di riferimento territoriale nel settore, con i suoi oltre 150.000 ettolitri di vino lavorato all'anno. La manifestazione è stata resa possibile grazie ad un lavoro di squadra che ha visto operare insieme diversi enti e sponsor privati del territorio pordenonese. Un ringraziamento a chi è stato vicino a noi in questo progetto, quindi a cominciare dall'organizzazione tecnica di Antonietti Viaggi Planetario,
Friuli-Ovest Banca, che ci ha sostenuto nell'organizzazione di tutti i 4 itinerari. Siamo stati felicemente trasportati da ATAP, in particolare dal gruppo STI, al fianco nostro per la parte turistica Turismo FVG e Pordenone with Love, e non da ultimo UTE, Università della Terza Età di Pordenone, che ci ha aiutato a raccogliere le adesioni ai nostri percorsi. Quella di Casarsa è solo la prima delle tappe di un percorso studiato dalla Fondazione Pordenone Legge e che vedrà altri appuntamenti a partire dai primi mesi del 2015. Dopo questa uscita nel 2015 ce ne saranno altre 3, una riguarderà la nostra pedemontana, una sarà dedicata a Ippolito Nievo, quindi la bassa friulana, e l'ultima alla Valcellina, quindi le nostre montagne. Tutti i percorsi sono visualizzabili nella app e nel sito di Cityteller, che vuole appunto raccontare attraverso le parole degli autori alcuni luoghi, e quindi sarà possibile anche questa nostra gita trovarla nella app e nel sito di Cityteller.